È martedì 18 febbraio, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Ed Emanuela Corsi, buongiorno. Allora, cominciamo come sempre con le notizie perché l'attualità è sempre presente in Buongiorno Sicilia. C'è la terza condanna per lo stupro di Villa Bellini, avvenuto ai danni di una tredicenne nel gennaio dello scorso anno. Si tratta di un minorenne giudicato con rito abbreviato. 7 anni e 4 mesi per la violenza sessuale di gruppo consumata alla Villa Bellini il 30 gennaio dello scorso anno e la pena inflitta dal Tribunale per i minorenni al secondo stupratore della ragazzina di 13 anni, abusata da 2 giovani di nazionalità egiziana dentro i bagni del giardino pubblico, mentre altri 5 filmavano e bloccavano l'allora fidanzato di lei 17enne per non farlo reagire. Il minore, giudicato con rito abbreviato, assistito dai suoi legali, ha ammesso di aver abusato della giovane, ma sulle sue dichiarazioni esplicitate in quella circostanza probabilmente la difesa punterà per impugnare il provvedimento. Per lo stupro della tredicenne è già stato condannato l'altro autore effettivo, un maggiorenne, mentre per gli altri 4 il processo è in corso. Infine il secondo minorenne, che avrebbe partecipato ma non violentato la ragazza, è già stato condannato dal tribunale di competenza. Allora Emanuela, ripartiamo proprio dai quotidiani e cominciamo la lettura dei quotidiani regionali con questa notizia. Sì, andiamo a pagina 8 della Sicilia di oggi, vediamo in alto appunto la sentenza a Catania per quanto riguarda lo stupro alla Villa Bellini, 7 anni e 4 mesi al minorenne. Ricordiamo che gli abusi avvennero nel pieno dei festeggiamenti agatini dello scorso anno. La ragazzina era in compagnia del fidanzato quando fu accerchiata dal branco di bruti egiziani e poi stuprata da 2 incastrati dalle tracce biologiche prelevate dalla SIS dei Carabinieri e poi analizzate dai RIS. Erano un minorenne e un maggiorenne, quest'ultimo è già stato condannato dal GUP. Poi ci sono 4 maggiorenni che però stanno affrontando il processo ordinario nel palazzo di Piazza Verga a Catania. Grazie Emanuele. Adesso una storia orribile che arriva dal palermitano, aggredito e mutilato da 3 cani. Corso è morto così un uomo di 84 anni a Bagheria a fare la macabra scoperta ai figli che non avevano notizie del pensionato. Era nel suo terreno, in questa contrada Bagheria, paese alle porte di Palermo. L'uomo, 84 anni, Salvatore Maggiore, all'improvviso, in tarda mattinata, sarebbe stato aggredito da 3 cani di razza corso che lo avrebbero ucciso, mutilandolo. Le figlie, preoccupate perché l'uomo non rispondeva al telefono, hanno raggiunto Contrada Amalfitano e si sono ritrovate. Il padre morto a terra, senza gambe. Una scena agghiacciante. L'uomo stava raccogliendo dei fiori da portare al cimitero quando sarebbe stato aggredito appunto dai 3 cani. Un amico della vittima ci ha detto veniva spesso in questa zona perché aveva appunto un terreno agricolo. Da quello che si evince è stato quindi aggredito da questi cani o ha avuto un malore? Non si sa, questa è una cosa che non si sa, si suppone, perché quando sono arrivati i familiari, i figli, i cani comunque li hanno accerchiati, quindi si suppone insomma che comunque i cani erano lì nei dintorni, però è tutto da vedere se è stato un malore, i cani sono subentrati in un secondo momento. Le indagini sono in corso con accertamenti sul proprietario dei 3 cani, un vicino della vittima. I mastini sarebbero usciti da un buco che c'è nella recinzione della villetta adiacente al terreno dove l'uomo stava raccogliendo i fiori. Li ho visti tante volte, ma sul cane è infezionato. Diciamo che un po' mettono paura, però logicamente io ce l'ho pure il cane, mia madre c'è il cane, quindi siamo abituati con i cani. Il medico legale dovrà stabilire se l'uomo abbia avuto un malore e poi sia stato aggredito dai cani o se siano stati i morsi degli animali a provocarne la morte. Emanuela, un'altra bruttissima vicenda. Un'altra bruttissima vicenda, tra l'altro ricordiamo che proprio ieri c'è stato un altro caso ad Acerra, la vittima invece era una bambina, una neonata che è stata sbranata dalla pitbull appunto di famiglia, di casa, però sono 2 vicende sulle quali ancora ci sono tanti punti interrogativi, appunto come diceva anche il servizio non si sa se l'uomo avesse avuto un malore, quindi
potrebbe anche essere deceduto prima di essere sbranato poi dai due cani. Comunque vediamo per la questo Sicilia. c'è l'autopsia, è stata disposta l'autopsia. Esatto, quindi insomma poi l'esame autoptico chiarirà anche questo. Intanto vediamo la Sicilia, 2 corso azzannano a morte un vicino, per il proprietario per ora solo una multa. E poi si parla proprio di questi cani molossoidi. Il cane corso è una razza canina di tipo molossoide. A causa della sua stazza è stato erroneamente catalogato come una delle razze più violente. Una brutta reputazione che, al pari di altre razze tipo Pitbull e Rottweiler, è legata all'utilizzo che si è fatto negli anni di questi cani, che spesso vengono utilizzati per i combattimenti. Ma in realtà, per carattere, il cane corso tende ad essere diffidente con gli estranei, ma secondo gli esperti mai violento di natura. Ieri invece c'è stato questo caso appunto di questi 2 cani che hanno aggredito appunto quest'uomo, una tragedia immane. Diverse sono le razze canine appunto definite molossoidi per la loro stazza. E poi andiamo a vedere Repubblica Palermo, anche qui la notizia: muore sbranato da 2 cani corsi del vicino di casa. Salvatore Maggiore aveva 84 anni, era andato a coltivare questo terreno a cui teneva tanto e dove pare che appunto stesse raccogliendo dei fiori da portare al cimitero. E poi c'è il parere degli esperti a proposito sempre dei cani, perché adesso è scontro sul patentino per le razze più pericolose. Secondo gli addestratori non serve. Il Codacons invece invoca il decreto Sirchia sulle specie a rischio. Gli istruttori invece dicono bisogna puntare sull'educazione del cane. Per il Codacons serve, leggiamo, un patentino per chi possiede cani potenti e pericolosi e il ripristino della lista delle 17 razze a rischio introdotta anni fa appunto dal ministro Sirchia. Insomma, vedremo anche su questo cosa succederà. Grazie. Ora siamo a Catania, torniamo al caso delle insegnanti picchiate alla scuola Petrarca. C'è stato un animato confronto ieri tra il sindaco Trantino e i genitori degli alunni, alla presenza anche dell'arcivescovo Renna. Al nostro telegiornale una protagonista del pestaggio si difende: la maestra ha schiaffeggiato mio figlio. Sentiamo il servizio. Le maestre picchiate sotto shock, assenti giustificate. Poi tutti presenti, dall'arcivescovo di Catania Renna al sindaco Trantino, dalle forze dell'ordine ai genitori degli alunni dell'istituto Petrarca, la scuola balzata agli onori della cronaca per l'aggressione alle insegnanti. Animi accesi per un lungo confronto dove ognuno ha manifestato le proprie ragioni. Determinati contesti accentuano gli atteggiamenti di violenza che tuttavia non sono mai giustificabili. Che parole usare in questi casi per calmare le acque? Dialogare, perché non si tratta di calmare le acque ma di trovare un punto d'incontro. E non sono mancati momenti di tensione, specie quando Trantino ha ricordato che non si reagisce con la violenza ma rispettando le leggi. Vi proponiamo una delle versioni, quella della madre, protagonista del pestaggio. Mio figlio mi ha detto: mamma, vedi che mi ha dato una pacca, diciamo, sul capo della testa, e già il giorno prima mi aveva detto che aveva fatto un solo piatti. Non si deve permettere, né per scherzo né per dire va bene, non va bene, di reagire a un bambino, di reagire e di mettere le mani addosso a un bambino. Cosa si sente di dire adesso alle maestre che sono un po' sotto shock? Le maestre, quelle là colpite, si facciano un'opera di coscienza per quello che hanno fatto. No, io, perché io ho sbagliato a livello che io ho alzato le mani, ma lei non ha fatto di meno. Nel frattempo riprendono le lezioni con il sindaco Trantino nell'insolita veste di maestro. E per non sottrarre tempo agli alunni della quinta D, microfoni e taccuini affidati all'assessore all'istruzione Guzzardi. Vi sono delle problematiche di base, ma questo non giustifica il comportamento di chi ha aggredito l'insegnante, a cui va sempre e comunque il nostro sostegno. Sull'accaduto indagano i carabinieri della compagnia Fontana Rossa e della stazione di Nesima. Emanuela. Ha messo le mani addosso a mio figlio, scrive oggi la Sicilia. La maestra si faccia un esame di coscienza. Sindaco e arcivescovo vanno nella scuola, come abbiamo visto, dove 2 docenti sono state picchiate da una mamma. Tante assenze in cattedra. L'assessore Guzzardi ha detto le criticità ci sono, ma ciò non giustifica il comportamento di chi ha aggredito le insegnanti, a cui va tutto il nostro sostegno. L'arcivescovo: scuola ferita nel compito di educare, è stato un cattivo esempio. I problemi non si superano con la violenza. E poi andiamo a vedere anche Repubblica Palermo.
Maestra colpita da una mamma, i colleghi per protesta non si presentano a scuola. La contestazione riguarda 15 insegnanti, sono tutti scossi da questa aggressione che è avvenuta venerdì. Il direttore dell'ufficio regionale Pierro, segnali di malessere tra i professori. Adesso ci occupiamo dell'eruzione dell'Etna che continua e attira centinaia di curiosi, e per limitare l'afflusso di visitatori che bloccano le vie di fuga si è svolta una conferenza di servizi in prefettura a Catania, e al termine sono arrivate alcune indicazioni, soprattutto alcune imposizioni da questo punto di vista, perché sono state imposte una serie di limitazioni all'accesso proprio al vulcano. Ma vediamo i particolari. L'Etna come Roccaraso, presa d'assalto da turisti e curiosi. 1 migliaio di visitatori ieri ha affollato i tornanti del vulcano per vedere da vicino l'eruzione. Il capo della Protezione Civile, Salvo Cocina, ha diffuso queste foto, segnalando sui social un afflusso costante di visitatori, posteggio selvaggio, blocco della circolazione e impossibilità di passaggio dei mezzi di soccorso. Una situazione di rischio non tanto per il vulcano, ma perché in caso di emergenza di qualsiasi natura vengono bloccate le vie di fuga. Da qui la richiesta alla prefettura di attivare le forze dell'ordine e la polstrada. Immediata la conferenza dei servizi con tutti i soggetti coinvolti, dai sindaci alla forestale alla protezione civile. Unanime la decisione di regolamentare l'afflusso. In particolare si è deciso di uniformare tutte le ordinanze comunali, vietando l'accesso ai gruppi organizzati, di istituire un senso unico di marcia per rendere le strade più fluide. Si sale solo con catene a bordo, questo per ridurre il numero di auto dirette nei luoghi più gettonati. Intanto il vulcano continua a sbuffare, la cenere ricade sui paesini dell'Etna, mentre non ci sono restrizioni nei voli in arrivo e in partenza, anche se alcuni spazi aerei sopra l'aeroporto rimangono chiusi. Adesso con Emanuela ricominciamo con le notizie regionali e ripartiamo proprio dall'eruzione spettacolare dell'Etna, ma chiaramente va sempre, ci sono tante precauzioni che vanno prese, come dice il provvedimento della prefettura. Precauzioni e soprattutto ordinanze che spesso vengono disattese. Oggi se ne occupa anche il Corriere della Sera. Vediamo l'Etna, assalto di turisti, troppi e pericoloso. L'Etna in eruzione, uno spettacolo reso ancora più attraente dai social, con video e immagini ripresi da posizioni più o meno sicure. Tutti vogliono un posto in prima fila e scatta così il turismo da brivido. Qualcuno ha paragonato appunto questo flusso di curiosi sull'Etna a quello che è accaduto a Roccaraso qualche tempo fa, e allora andiamo a vedere la Gazzetta del Sud. Ecco qui il fascino dell'Etna scatena. Siamo in prima pagina, la sindrome di Roccaraso, migliaia di turisti stanno assaltando il vulcano, la protezione civile, troppi rischi. Andiamo a vedere all'interno questa notizia: formicaio sotto l'Etna, caos da Roccaraso. La protezione civile invita la prefetta di Catania a mobilitare le forze dell'ordine per questo assalto al vulcano di turisti e curiosi attratti dall'eruzione, strade intasate e rischi per chi si avventura ignorando le precauzioni. I rischi più gravi sono proprio correlati al fatto che con la neve il rischio di una sorta di esplosione di questo magma potrebbe diventare pericolosissimo per chi si trova diciamo a una distanza abbastanza ravvicinata al fronte lavico. E poi aeroporto, nessuna restrizione nonostante diciamo i disagi vissuti in questi giorni di particolare attività dell'Etna, di ripresa dell'attività. Vediamo anche il giornale di Sicilia con appunto l'Etna, vediamo eruzione dell'Etna, l'assalto dei curiosi, la colata che arriva sotto quota 1900 metri, appelli alla prudenza. Domenica almeno 1500 persone hanno cercato di avvicinarsi alla lava senza guide e attrezzature. Viabilità nel caos, soccorsi 4 ragazzi che si erano persi. Restiamo su questa pagina per vedere anche le altre notizie. Intanto la tragedia di Bagheria, l'anziano sbranato dei cani, erano del vicino di casa, ma poi si parla anche di mafia. Vediamo il boss in cella, infuriato con chi ha parlato troppo. Si torna a parlare della Maxi Blitz che ha portato all'arresto di 181 persone appartenenti appunto a delle associazioni mafiose. E poi
L'Ira, leggiamo, di Calogero Presti, pure con Giuseppe Auteri per i soldi ai familiari. Sempre su questa pagina vediamo invece il ricorso, concorso per autisti RAP, da rifare la graduatoria. Il Tribunale del Lavoro ha bocciato una clausola del bando. E poi per la cronaca vediamo subito sotto a Ribera c'è una svolta nelle indagini per quanto riguarda l'omicidio di un tunisino avvenuto diversi giorni fa. Tunisino ucciso a colpi di pistola, c'è un arresto, ordine di custodia per un agricoltore che sarebbe stato incastrato dai video. Cambiamo pagina, cambiamo quotidiano, andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica Palermo. Vediamo nel taglio alto l'apertura, fondi europei, spreco senza fine, nuovo allarme alla regione. I dati del governo: dal 2000, anno di inizio dei programmi comunitari, concluso solo un progetto su 4. Nell'attuale piano di spesa al 10%. Schifani apre un altro fronte contro i burocrati, oggi ci sarà un vertice. E poi vediamo anche la polemica che riguarda lo stabile di Palermo. Il biondo divorzia dall'università, la scuola di teatro non sarà più un corso di laurea. Vediamo Sanremo e la svolta social del ministro Musumeci. Andiamo all'interno a vedere la notizia di apertura con questo un progetto su 4 viene concluso con i fondi europei. Nel mirino di Schifani c'è la burocrazia, i burocrati. Schifani convoca assessori e dirigenti per l'allarme sulla spesa. Dopo le dimissioni di Ricciardo, la Lega cerca un altro nome per l'istruzione. E poi vediamo nell'altra pagina il caso incarichi a soci e amici, il cerchio magico del presidente della SAS. Oggi c'è questa inchiesta, appunto stiamo parlando di Mauro Pantò, farmacista e presidente della SAS. Oggi questa inchiesta, dicevamo, su Repubblica Palermo. Andiamo a vedere anche lo sport, il Palermo, Dionisi contestato per i risultati, il non gioco e le scelte, il club gli dà altro tempo. C'è questo legame forte comunque con la società tra il tecnico Dionisi, Angelo, e il Manchester. Diciamo che il City Group non ama licenziare gli allenatori durante la stagione, allora cerca di portare a termine e comunque perché un eventuale esonero significherebbe anche un errore nella scelta del tecnico, e in questa filosofia si inserisce anche la possibilità data ancora una volta a Dionisi di restare in panchina. Probabilmente però, ne parlavamo ieri durante gli approfondimenti sportivi, è possibile che la partita di Cosenza possa essere una sorta di ultima spiaggia nella circostanza, perché se dovesse arrivare un altro risultato negativo, allora lì probabilmente scatterebbe l'esonero. Poi Dionisi comunque nelle sue dichiarazioni è uno che si assume sempre la responsabilità di tutto quello che succede, anche rispetto a tutte queste contestazioni. Ma è l'allenatore, non potrebbe fare diversamente. Quindi vabbè, 2 punti nelle ultime 4 partite, gol al passivo e occasioni perse, ma soprattutto lo scollamento con la città. Questa è la situazione, diciamo, sì, le attuale. proteste che ci sono state alla Barbera ormai da qualche partita, diciamo, la gente non ci sono più mugugni, ma sono delle esternazioni vere e proprie. Andiamo a vedere la Sicilia di oggi, le altre notizie. Intanto vediamo chiaramente quelle regionali. Intanto l'inchiesta, si torna ad indagare sui fondi ai deputati. Cannata, Fratelli d'Italia, il feudatario di Avola, gli versavamo parte delle indennità. Ora andremo a vedere di che cosa si tratta. Poi vediamo anche qui il richiamo in prima pagina della sentenza per lo stupro nei bagni della Villa Bellini, e il caso di Palermo sbranato dai colossi, e poi l'Etna con il via vai di Curiosi. E naturalmente nel taglio alto vediamo la storia, la vicenda delle professoresse appunto aggredite da una mamma.
Andiamo a vedere la prima pagina di Catania, invece. E leggiamo: a San Cristoforo serve il lavoro, dalle 83 associazioni del cantiere per Catania, i suggerimenti per spendere i fondi Caivano. Ricordiamo che il quartiere catanese è stato inserito tra i quartieri nella lista appunto voluta dal governo per quanto riguarda i quartieri italiani dove deve essere applicato il modello Caivano. Tra le proposte per il rilancio, formazione, avviamento professionale e la creazione di un nuovo Urban Center. E poi ieri a Catania spari e paura in via D'Annunzio, ma era soltanto un ragazzo che giocava. Attimi di paura si sono vissuti ieri nel tardo pomeriggio della centralissima via Gabriele D'Annunzio, all'altezza dell'incrocio con via Padova, una ventina di metri prima dell'intersezione con il corso delle province. Gli automobilisti lo circondano dopo le multe, malore per un vigile urbano appunto che era stato, tra virgolette, aggredito da alcuni automobilisti che contestavano questi verbali. Noi penso che ci possiamo fermare qui, Angelo. Ci fermiamo sì. qui per quanto riguarda la rassegna stampa regionale. Facciamo adesso una breve sosta, fra poco torneremo di nuovo insieme e ci prepariamo anche a leggere i quotidiani nazionali per avere le notizie non solo dall'Italia ma anche dall'estero. Restate con noi a Buongiorno Sicilia. Siamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, adesso diamo uno sguardo intanto alla viabilità e fra poco andremo anche a collegarci con la Polstrada, ma per il momento vediamo se abbiamo le nostre telecamere attive sulla città di Catania. Abbiamo già il collegamento con la Polstrada, allora bene, così buongiorno al dottore Salvatore Furnari che è in collegamento da Catania, quindi siamo nella sala operativa della Polstrada, compartimento Sicilia Orientale. Buongiorno al dottore Salvatore Furnari che è capo coordinatore. Quali sono le notizie di oggi? Buongiorno a tutti dalla Polizia Statale di Catania, compartimentale Sicilia Orientale. Nella giornata odierna sulla grande viabilità come novità rileviamo sulla A18 Siracusa-Gela a causa di un incidente con feriti lievi che vede coinvolti 3 veicoli commerciali, risulta chiuso il tratto tra Cassibile ed Avola in direzione Gela. È stata istituita l'uscita obbligatoria a Cassibile e il rientro al successivo svincolo di Avola percorrendo la strada statale 115. Sul posto i mezzi di soccorso, il personale del Consorzio Autostrade Siciliane e personale del distaccamento Polstrada di Noto per i rilievi e il ripristino delle condizioni di sicurezza. Continuiamo segnalando in tangenziale di Catania, direzione Siracusa, tra Paese Etneo e Misterbianco, rallentamenti per traffico intenso. Sempre per traffico intenso sulla 18 di Ramazione tra San Gregorio, Canalicchio e Viale Vincenzo Giuffrida abbiamo sempre dei rallentamenti. In A18 Messina-Catania nella tratta Giarre-Acireale direzione Catania, rallentamenti per lavori. Per quanto riguarda le chiusure, segnaliamo la chiusura della 20 nel tratto compreso tra Rometta e Milazzo in direzione Palermo e permane la chiusura dello svincolo di Enna sulla 19 in ingresso e in uscita dalla carreggiata in direzione Palermo. Concludiamo invitando tutti i conducenti, in considerazione dell'attività eruttiva del Monte Etna, a preventivare l'eventuale presenza di cenere vulcanica sul manto stradale. Raccomandiamo quindi per tale emergenza la massima prudenza su tutte le strade del circondario etneo. Grazie per la vostra attenzione, buona guida a tutti. Grazie al dottore Salvatore Furnari dalla Polizia Stradale, dalla sala operativa della Polizia Stradale di Catania. Adesso, come anticipato, andiamo a vedere il traffico cittadino su Catania, la situazione della viabilità in circonvallazione. Vedete stamattina piuttosto sostenuto il traffico, è rallentato anche in entrambe le direzioni, sia in direzione Misterbianco sia in direzione Ognina, per intenderci. L'altra telecamera che andiamo a vedere adesso ci dà invece
uno sguardo, ci dà la possibilità di vedere cosa succede in via Vincenzo Giuffrida, in entrata e in uscita. La situazione sembra abbastanza fluida in entrata. Stamattina un po' di rallentamenti ci sono invece in uscita. Il traffico è piuttosto sostenuto, quindi una giornata piuttosto complicata per chi deve in queste ore lasciare la città, ma vedo che la situazione si sta incominciando a complicare anche per quanto riguarda le auto in entrata a Catania. Il flusso sta incominciando ad aumentare. Bene, grazie allora alla regia per questo sguardo sulla città, per la viabilità. Adesso andiamo nuovamente da Emanuela Corsi con le notizie che arrivano dai quotidiani nazionali. I fatti non sono soltanto quelli italiani, ma anche quelli che arrivano dall'estero. Soprattutto l'estero, oggi in primo piano, occhi puntati sulla guerra in Ucraina. Intanto ieri il vertice di Parigi voluto da Macron proprio per quanto riguarda gli aiuti all'Ucraina, ma oggi è il giorno del bilaterale a Riyadh tra gli Stati Uniti e la Russia, quindi insomma vedremo un po' cosa verrà fuori da questo incontro di oggi tra le due delegazioni. Intanto andiamo a vedere il Corriere della Sera, con Mattarella che finisce nel mirino invece di Mosca. Ora Mosca minaccia, questa è l'apertura. Secondo affondo russo, hacker attaccano l'Italia, colpiti i siti di trasporti e banche, la scelta di non replicare a Zakharova. Ora vediamo che cosa è successo. Intanto dicevamo vertice europeo dopo la mossa di Trump, Londra vuole l'invio delle truppe, Roma e Berlino frenano. Questo è il sommario del Corriere, ma oggi dicevamo che è anche il giorno in cui si potrebbero aprire delle trattative, crisi e trattative, il ruolo di Riyadh, nuovo crocevia, i rapporti Trump-Arabia. Vediamo le altre notizie e poi qualche approfondimento. Intanto nel taglio centrale i baby prodigio. Oggi ci sono queste foto del Corriere che vogliono celebrare appunto i piccoli geni italiani. Musica, numeri, scacchi, i baby prodigio d'Italia. E qui vediamo alcuni di loro, ne riconosciamo anche uno che è siciliano, Samuele Parodi, di 11 anni, che abbiamo visto al Festival di Sanremo. Lui è un profondo conoscitore del festival. Un profondo conoscitore, un piccolo di Zafferana Etnea. Secondo l'esperta potenzialmente ce n'è uno in ogni classe. Questi bambini vanno appunto aiutati. Parliamo di cose naturalmente più drammatiche, cioè la situazione di salute di Papa Francesco. Quadro complesso, si allunga il ricovero appunto del Papa in ospedale. E poi ancora la cronaca. Sono arrivate le motivazioni della sentenza nel caso appunto di Giulia Tramontano e quindi dell'ergastolo al suo compagno Impagnatiello. Secondo le motivazioni dei giudici, Impagnatiello voleva già ucciderla da 6 mesi. Andiamo a vedere all'interno intanto questi attacchi al Colle da parte della Russia, quindi nuovo attacco russo al Colle, partiti solidali, il caso del Movimento 5 Stelle. Zakharova minaccia la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Camera, applauso per Mattarella, quindi la Camera in maniera trasversale ha appunto espresso solidarietà nei confronti del Capo dello Stato, i 5 Stelle però critici, lui è per l'invio di armi, dicono appunto i pentastellati. Ma ricostruiamo un attimo che cosa è accaduto. Il discorso di Mattarella ha fatto infuriare Mosca, il discorso del 5 febbraio all'Università di Marsiglia, dove ha tracciato un accostamento tra l'aggressione russa in Ucraina e il Terzo Reich. La reazione appunto della portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova venerdì ha attaccato Mattarella. Strano e folle sentire invenzioni così blasfeme dal Presidente dell'Italia.
Tra l'altro la Zakharova dice proprio la Russia ha avuto un ruolo fondamentale per colpire e distruggere quello che era il Terzo Reich. Comunque sabato Zakharova ha attaccato anche il Corriere che con Paolo Valentino aveva scritto di lei: attacchi personali, non faccio shopping e vesto solo russo. Ecco qui la storia come religione e l'ossessione di Mosca per la vittoria sacra contro, dicevamo, il Terzo Reich, il nuovo mito delle origini celebrato ogni 9 maggio. Questa più o meno la situazione per cui appunto Mattarella viene attaccato da qualche giorno. E poi andiamo a vedere invece il caso di questo omicidio, quello di Giulia Tramontano, un omicidio che sarebbe stato premeditato da 6 mesi. Lei capì che il bimbo stava morendo. Queste le motivazioni della sentenza contro Impagnatiello, che è stato, vediamo, condannato all'ergastolo per aver ucciso appunto la compagna e il bambino che portava in grembo. Per i giudici avrebbe premeditato questo delitto. Lui, secondo sempre l'accusa, era diventato lo zimbello dei colleghi che avevano scoperto la sua doppia relazione. Tutte queste motivazioni lo hanno spinto poi a compiere quello che appunto è stato un delitto che ha fatto rabbrividire veramente il nostro paese. Andiamo a vedere Repubblica. Truppe per Kiev, l'Europa frena. Allora, in Arabia leggiamo guerra in Ucraina, Macron riunisce a Parigi i leader dell'Unione Europea, aperture sulla spesa per la difesa, ma non c'è l'intesa sull'invio di militari. Meloni, bisogna coinvolgere gli Stati Uniti, Zelensky, non accetteremo accordi che ci escludano, e domani va a Riyadh in Arabia Saudita al via, come dicevamo prima, il negoziato tra Stati Uniti e Russia, è il primo dall'inizio del conflitto. E poi vediamo qui la polemica, nuovi attacchi da Mosca, il gelo di Mattarella. Ancora la foto dedicata a Papa Francesco, ricovero più lungo per il Papa perché il quadro clinico è complesso. Andiamo a vedere anche il manifesto. Val bene una mossa. Allora, a Parigi il vertice voluto da Macron per rispondere all'offensiva di Trump e Vance si chiude senza decisioni. L'Europa afferma se stessa, nessuna pace in Ucraina senza di noi, spinge sul riarmo ma resta divisa sull'invio delle truppe dalla Russia. Nuovo attacco a Mattarella, come vediamo, insomma tutti i quotidiani aprono appunto con questi due temi. E poi la Stampa, l'Europa in tilt, il gelo di Meloni. Vediamo anche nelle due foto di oggi, nel taglio centrale, la rabbia e l'orgoglio, scrive la Stampa. Da un lato la rabbia rappresentata da Gaia, una delle cantanti che ha partecipato all'ultima edizione del Festival di Sanremo, le lacrime della cantante in TV con Venier, ospite di Mara Venier subito dopo il festival, come da tradizione. Le è stato ricordato di essere l'ultima in classifica e insomma lei è scoppiata a piangere. Una ragazza che ha vinto Amici e che è arrivata seconda a X Factor, dubito che pianga per via di Davide Maggio. È stato Davide Maggio, diciamo, a sottolineare questa sua posizione. E poi l'orgoglio invece rappresentato da Miriam Leone, che interpreterà in TV Oriana Fallaci. Vediamo anche il resto del Carlino, il Papa appunto lo vediamo qua nel taglio centrale, si allunga il ricovero del Papa, c'è molta apprensione per le condizioni di Papa Francesco, il quadro clinico è complesso, hanno detto dall'ospedale Gemelli, lo specialista dice la ripresa dipende dalla reazione alle cure appunto a cui viene sottoposto il Papa. E poi nel taglio basso vediamo delitto premeditato da quasi 6 mesi, queste le motivazioni della sentenza di ergastolo appunto ad Alessandra Impagnatiello, e mentre invece il caso della vigilessa uccisa i giudici negano il femminicidio. A proposito di Sanremo si parla di Lucio Corsi, oggi c'è un ritratto appunto di questo giovane artista italiano. Corsi da Grosseto a Sanremo, tortelli e chitarre, il mondo di Lucio.
Andiamo a vedere il giornale, vediamo nel taglio alto, intanto si torna a parlare del caso di Gisèle Pelicot, la donna francese che era stata per anni violentata dal marito ed è stata violentata anche da altri uomini, prima drogata e poi violentata, uomini che lui reclutava sui social, una storia veramente terribile. Ecco, parla la figlia, anch'io violentata da mio padre, da questo orco. E poi vediamo altre notizie. Come dicevamo prima, durante la rassegna stampa regionale, c'è stato un altro caso ieri, una bimba è stata sbranata dal pitbull di casa, è indagato il padre per omicidio colposo. La bimba si chiamava Giulia, di soli 9 mesi, è stata aggredita nella notte tra sabato e domenica dal cane appunto di famiglia mentre dormiva nel letto dei genitori, padre che non si è accorto di nulla. Questa è la vicenda che insomma lascia molti dubbi. Disposta anche qui l'autopsia sul corpo della bambina per cercare di capire che cosa sia successo. E poi emergenza giustizia, ingiuste detenzioni, 3 ogni giorno più di 3 persone vengono ingiustamente detenute. Nel 2024 le domande accolte sono state 1293 contro le 1120 dell'anno precedente. E poi i dati del Viminale, una rapina su 2 è opera di stranieri. Se mi dai ancora un attimo, Angelo, ti faccio vedere. Prima pagina. Vediamo la verità appunto a proposito di stranieri. Commesso da stranieri il 40% dei reati violenti, scrive il quotidiano. Gli immigrati rappresentano circa il 9% della popolazione in Italia, ma sono il 34,7% delle persone arrestate o denunciate nel corso del 2024. E se si parla solo di stupri, furti, rapine e spaccio, la percentuale si impenna. Questi sono i dati sempre del Viminale. Grazie Manuela, adesso una breve sosta per noi e poi il primo degli ospiti della mattinata. I nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo ci attende una giornata di martedì variabile sul nostro territorio con nubi irregolari e qualche piovasco all'estremo sud ma localmente anche tra Toscana e Lazio. In dettaglio in Sicilia sono attese condizioni di variabilità con nubi a carattere irregolare e qualche piovasco principalmente sui settori orientali. Non mancheranno comunque parziali schiarite. Ventilazione a tratti moderata con mari calmi o poco mossi, clima tutto sommato piacevole con valori massimi fino ai 18 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di mercoledì è attesa ancora della nuvolosità con ancora anche qualche piovasco soprattutto sui settori orientali ma a tratti anche su quelli centrali. Ventilazione debole a tratti moderata con mari calmi o poco mossi. Per quanto riguarda le temperature massime i valori resteranno stazionari. Per tutti i dettagli c'è il sito e l'app di Trebi Meteo. Eccoci, siamo di nuovo insieme per parlare adesso con la dottoressa Marina Turco. Buongiorno dottoressa. Cettina Brunetto. Allora hanno cambiato evidentemente l'ospite per parlare dell'escalation delle violenze sugli insegnanti. Chiedo scusa, l'ordine in scaletta era diverso, però allora, il tema... anche lì avremmo parlato in qualche modo di scuola ma di dispersione scolastica. Qui invece parliamo di quella che è stata l'aggressione avvenuta qualche giorno fa in una scuola, la Petrarca di Catania. Ieri c'è stata la presenza del sindaco trantino che ha, diciamo, alla ripresa delle elezioni ha voluto incontrare sì il corpo docenti, il direttore scolastico, il direttore, diciamo, il preside della scuola, ma ha incontrato anche le famiglie. È stato un confronto piuttosto acceso. Tutto questo alla luce di quanto è avvenuto, quella dell'aggressione nelle scuole, è, non dico ormai una notizia quotidiana, però sono ricorrenti questi fenomeni. Cerchiamo di capire il perché e poi magari, perché c'è anche una legge dello Stato che ha in qualche modo
inasprito, è fatto Esatto. diventare più dure quelle che sono le pene. Ma perché avvengono queste aggressioni? È un problema culturale? Beh, diciamo che la scuola negli ultimi 30 anni è molto cambiata per tanti motivi. In più le risposte che si sono date nel passato, ma anche nel presente, dai vari governi, non sono state quelle che dovevano esserci. Perché dico questo? Perché se noi consideriamo che già l'anno scorso, per esempio, noi abbiamo avuto 14 istituzioni scolastiche, cioè 14 scuole che hanno chiuso i battenti, e quest'anno ce ne saranno altre 4. Quindi questo cosa significa? Che nel territorio c'è meno offerta formativa, ma non solo questo. Se a questo aggiungiamo anche il discorso del tempo scuola, che storicamente paga un pegno grosso, perché a parità di anni di studio un bambino della scuola primaria a Milano ha quasi 2 anni in più di scuola rispetto ad un ragazzino della scuola primaria di Catania e comunque del sud in generale. Questo perché? Perché storicamente lì si è investito di più col tempo scuola, cosa che nel sud diciamo che non ha sortito nessun effetto, perlomeno non c'è stato un impegno serio da parte dei vari governi a creare un'offerta formativa che possa soddisfare tutte le esigenze, in particolare nelle scuole dove c'è un'emergenza sociale, economica, culturale. Mi faccia capire. Allora, Esatto. La legge è uguale per tutto il territorio nazionale, non ci Perfetto. sono differenziazioni, non c'è assolutamente diversità da questo punto Anche di perché vista. paghiamo le tasse tanto quanto i cittadini di Milano, per dire, va. Allora, che cosa succede? A Milano ci sono più insegnanti? Certo, c'è più tempo scuola, quindi c'è un organico maggiore. Questo da che cosa dipende? Dipende dalle risorse che vengono messe a disposizione Stanziate dalla regione oppure dal dallo governo, Stato? dallo Stato. E perché perché? ancora l'istituzione statale. Allora, Ecco. che cosa Poi succede? se andiamo su questo versante andiamo a toccare un altro. Però un altro voglio dire, argomento. visto che le condizioni sono uguali per tutti, perché a Milano arrivano 100 e in Sicilia facciano cosa? Perché storicamente- ma storicamente è una cosa, ma dove si deve intervenire e come si può intervenire? Allora, io dico, le faccio un esempio personale. Quando a Milano c'è il tempo pieno, insomma, più del 50% delle scuole, in Sicilia c'era il tempo normale, che erano 4 ore al giorno per 6 giorni alla settimana. Cosa succedeva? Che il tempo scuola era limitato e non c'era un investimento da parte dei comuni che a loro volta avevano la loro parte. In che senso? Dovevano costruire le mense, il personale che doveva servire per cucinare, per servire. Quindi dal punto di vista delle strutture territoriali, quindi il comune, la provincia allora e la regione, non hanno mai fatto un investimento su questo settore, così come hanno fatto in Lombardia, perché le esigenze, diciamo, a cui rispondevano quei governi regionali, Diciamo che gli enti locali in qualche modo certo, non hanno raccolto. non hanno raccolto, e diciamo che politicamente non è stato dato spazio a certe istanze. Prova ne è che noi adesso scontiamo questo gap rispetto al nord e nonostante tutto, dico, la scuola siciliana, comunque la scuola in generale, ha un alto, come dire, livello di resa, se si può dire, perché abbiamo ragazzini che poi affrontano l'università con grande facilità e poi noi esportiamo, come sappiamo, l'ultimo rapporto su IMEZ, noi su 14.000 ragazzi che si trasferiscono, 7.000 sono laureati. Però questo è un tema. Ma le aggressioni nelle scuole non avvengono soltanto diciamo al sud, no. Avvengono con una certa frequenza da nord a sud. Allora lì il problema è le famiglie non riescono ad educare i loro figli perché il rapporto con diciamo la scuola, con gli insegnanti è cambiato anche per quanto riguarda le famiglie. Allora, perché le dico, quando si creano delle classi sovraffollate e quindi il rapporto alunni-insegnanti diventa più elevato, quando la scuola oltre al tempo scolastico non offre quello che dovrebbe offrire, appunto attività che possano anche coinvolgere il territorio e quindi anche i genitori, quindi quando non c'è un investimento da parte degli enti locali anche a creare le condizioni affinché anche le famiglie possano partecipare alla crescita educativa, diciamo che è questo quello che manca quella connessione con le famiglie e con la collettività che possa far crescere su, come dire, un tessuto sano le nuove generazioni, perché anche i genitori a loro volta hanno le loro difficoltà.
perché spesso questi avvenimenti avvengono in contesti abbastanza deprivati. Allora cosa facciamo? Queste persone le dobbiamo mettere all'indice o comunque emarginarle? Assolutamente no. Uno Stato, una regione, un comune che risponda a certe istanze deve dare delle risposte, e non possono essere delle risposte estemporanee oppure richiamare le forze dell'ordine o qualche altro tipo di soluzione che, come dire, è palliativa rispetto a un problema sociale che si sta man mano accentuando. Però io ho una nota qui che qualche giorno fa è successo un caso simile o quasi a Lecce, perché un ragazzo di 16 anni della provincia di Lecce a un certo punto ha chiamato il genitore dicendo: guarda, vieni qua e vieni a picchiare, diciamo così, il professore. Perché il professore che cosa aveva fatto? Aveva rimproverato il giovane, lo aveva fatto per 4 volte con delle note sul registro, perché aveva disturbato la lezione. Una volta, se si tornava a casa con una nota, la situazione era ben diversa, perché evidentemente tu avevi turbato quello che era il normale andamento della lezione scolastica. A scuola si deve tenere un comportamento che è consono. Se il professore ti ha richiamato avrà avuto le sue buone ragioni. Adesso noi non andiamo a sindacare nel caso specifico, per carità. Però bisogna rispettare quello che rappresenta l'istituzione scolastica. Se manca il rispetto dell'istituzione scolastica è finita. No, ma infatti il problema è proprio questo, che chi in questo momento opera nella scuola è ad alto rischio di aggressione, proprio per questo, perché dal punto di vista normativo, a parte l'ultima legge che lei ha citato, non è che ci siano degli investimenti che vanno nella direzione intanto del riconoscimento sociale della figura degli insegnanti e del personale ATA, collaboratori scolastici e applicati di segreteria, perché sappiamo benissimo che gli stipendi di queste persone, mi ci metto anch'io perché faccio parte della comunità educante, non sono stati mai valorizzati per quello che dovrebbero. Se si considera che un insegnante mediamente percepisce a parità di titolo, va bene, e di lavoro, meno di qualsiasi altro dipendente della pubblica amministrazione, ciò significa che anche lo Stato non riconosce questa autorevolezza alla categoria che si occupa della crescita dei nostri ragazzi. Delle nostre ragazze. Vorrei tornare un attimo a quanto accaduto alla Petrarca, quello vedremo, stanno indagando i carabinieri, cercheranno di capire esatto. che cosa è successo, anche se al momento non risultano esserci delle denunce, però chiaramente l'indagine è scattata d'ufficio perché il fatto giusto. È diventato di pubblica. No, anche perché un insegnante che va a finire in ospedale, francamente, non è, diciamo, una cosa ordinaria che si può tollerare in un paese civile. Allora, ieri Trantino ha incontrato anche la signora che è responsabile, che abbiamo sentito anche noi nel corso del nostro telegiornale. Allora, la signora lamenta il fatto che l'insegnante avrebbe colpito in più di un'occasione il figlio. E lì c'è stato un po' di tensione perché ha ricordato Trantino che non si reagisce con la violenza ma con il rispetto delle leggi. E è sempre questo confronto che c'è, diciamo, è una specie di competizione, mi passi il termine, tra adesso la famiglia che diventa sindacalista del figlio e la scuola che sembra come essere ostativa nei confronti della crescita di questi ragazzi. Per carità, il discorso sicuramente noi dobbiamo, a parte il caso specifico, cercare di capire quali sono le regole che ci sono a scuola quando succedono ed eventi che possono essere appunto discutibili. C'è un dirigente scolastico che si può sicuramente contattare il genitore che si sente offeso o comunque colpito in qualsiasi aspetto, non solo in questo evento, ma in qualsiasi altro aspetto. C'è un dirigente scolastico che risponde. Così come io subisco un furto, facciamo così, vado a fare la denuncia. Esatto, c'è il dirigente scolastico che deve dare delle risposte e quindi appurare eventualmente, sentendo sia la famiglia ma anche il collega o la collega che si dice essere protagonista di questo evento e capire le motivazioni, se ci sono, se poi il fatto è realmente avvenuto ed eventualmente creare le condizioni affinché certi aspetti possano essere, tra virgolette, risolti con altri sistemi. E prima di chiudere, di Sì. salutarci, un'altra questione, perché ieri le famiglie, comunque insomma le persone che erano presenti, hanno lamentato, erano quasi infastidite di questa eco mediatica che ha avuto la vicenda. Perché in qualche modo hanno invocato il principio della privacy. Adesso io non voglio, tutti abbiamo diritto alla privacy, ci mancherebbe, però un fatto così, diciamo, importante, con 2 insegnanti che finiscono in ospedale, non può essere certamente tenuto nascosto, non si può tacere.
Massimo rispetto per le famiglie, massimo rispetto per i genitori, perché la preoccupazione dei genitori soprattutto è tutelare evidentemente anche la serenità dei figli, ci mancherebbe altro, però diciamo, la cronaca quando va fatta, e 2 insegnanti che finiscono in ospedale non possono essere certamente. Assolutamente no, perché comunque qua si parla di persone che sono al lavoro, che svolgono il loro dovere, credo cercando di fare il meglio di quello che si possa fare. E comunque avere un atteggiamento di protezione, tra virgolette, del genitore o dell'evento, mi sembra, come dire, non dare delle risposte adeguate. Magari la gogna mediatica io capisco che non faccia piacere a nessuno, però è anche vero che se non denunciamo queste cose, in modo che appunto non si verifichino di nuovo, perché il discorso del monito è questo, non possiamo noi come società far passare il messaggio che si può andare in una scuola qualsiasi e farsi giustizia, tra virgolette, da sé, quando quello è un presidio di democrazia, quando lì c'è un'istituzione che rappresenta lo Stato, quando lì sono delle persone che stanno cercando di fare il proprio dovere e per far crescere le nuove generazioni con un bagaglio culturale di tutto rispetto. Io le chiedo scusa, ma perché l'inasprimento delle pene non ha funzionato, non sta funzionando? Perché nonostante ci sia questa legge del 2024, quindi relativamente recente, dell'anno passato, non produce i suoi effetti. Perché non è la legge che può stroncare un percorso che è cresciuto nel tempo e che quindi ha sdoganato tante situazioni che sono veramente sgradevoli, per non dire gravi come in questo caso, degne di denuncia, perché questo è un fatto gravissimo, perché è chiaro che noi siamo lì a fronteggiare certe situazioni in ambienti magari difficili e il fatto che ci sia una notizia che faccia eco è giusto che ci sia comunque, perché noi dobbiamo alla collettività, perché la funzione poi del giornalista è quello di mettere in evidenza i problemi per trovare delle soluzioni corrette e non improvvisate o comunque atipiche, se non violente. Ecco. Quindi io ringrazio questa relazione e comunque cerchiamo di fare insieme un lavoro con il territorio, col sindaco, anche con tutte le istituzioni, compreso il vescovo. So che si è impegnato anch'esso in questa battaglia che è per i nostri ragazzi e per le nostre ragazze. Grazie a Cettina Brunetto, che è segretaria generale della FLC CGIL di Catania. Abbiamo parlato delle aggressioni, ahimè, purtroppo ricorrenti ai professori, che vengono non solo ai professori ma anche al personale scolastico in genere. Dirigenti. Non è assolutamente una buona, anzi una cattivissima abitudine che va non solo condannata, va repressa e va cancellata. Grazie ancora per essere stata con noi. Ci dobbiamo fermare, una breve sosta, fra poco andremo a Palermo da Marco Gullà, con lui c'è un ospite. A dopo. Allora, torniamo insieme a Buongiorno Sicilia, ci colleghiamo adesso con Palermo dove c'è Marco Gullà. Buongiorno Marco, so che con te, e vedo anche, c'è un ospite, Mario Attinasi, che è il presidente di Asso Imprese. Il tema di questa mattina è quello legato alla pressione del pizzo sulla città di Palermo. La recente operazione, il blitz della scorsa settimana, ha svelato un mondo davvero ancora molto inquietante. E allora andiamo a sentire, andiamo a vedere e parlare con il tuo ospite, Marco. Sì, buongiorno Angelo, buongiorno a tutti. Sì, proprio una settimana fa circa c'è stata appunto l'operazione, una delle operazioni più vaste degli ultimi anni proprio a Palermo, 181 arresti, ma al di là insomma delle manette che sono scattate per queste persone si sono registrati ancora 50 episodi, 50 estorsioni. Ciò significa che ancora a Palermo e soprattutto in Sicilia c'è gente che paga il pizzo, ma soprattutto ci sono commercianti, imprenditori che non denunciano. E allora Mario Attinasi perché è qui? Mario Attinasi è il presidente di Asso Impresa, ma lui assieme ai suoi associati, assieme anche ai suoi dirigenti, proprio un anno fa ha lanciato un'iniziativa, che poi non è un'iniziativa, è un vero e proprio sportello
sportello anti-racket, uno sportello di denuncia per supportare commercianti, imprenditori, tutti coloro che appunto vogliono denunciare il racket, episodi appunto di estorsione. Mario, intanto partiamo dall'operazione che c'è stata proprio una settimana fa. Abbiamo detto i numeri sono quelli che preoccupano più di tutto, cioè nel senso 50 episodi di estorsione in una nuova operazione antimafia. Non è la prima volta che i commercianti non denunciano. Ma intanto grazie per l'invito, saluto naturalmente la redazione e il direttore. È una operazione veramente importante, non c'erano questo numero di arresti da diversi anni. Difatti volevo fare un plauso alle forze dell'ordine, in particolare ai carabinieri, che hanno fatto questa operazione così vasta e meticolosa, frutto evidentemente di indagini che si protraevano da mesi. Questa operazione dimostra quanto ancora questi arresti dimostrano quanto ancora la criminalità organizzata è presente sul territorio siciliano. Una criminalità organizzata che fattura in Italia circa 40 miliardi di euro, quindi stiamo parlando di circa il 2% del PIL nazionale, quindi da qui si vede la portata economica di questa criminalità e che ostacola quindi anche la libertà di iniziativa economica delle imprese sane. Quindi una economia che soffre anche a causa di questa criminalità che detiene un potere enorme. Però Mario, ci sono tanti strumenti ormai di supporto ai commercianti, agli imprenditori, il vostro, di Assoimpresa, che appunto è stato ufficializzato un anno fa, insomma dicembre 2023. Mi dicevi quindi ormai gli strumenti per denunciare ci sono, e poi diciamo non è più la vecchia mafia, è una mafia diversa, è sempre una mafia assolutamente insidiosa, però perché secondo te il commerciante, l'imprenditore ancora non denuncia, paura, timore, preoccupato, o per una connivenza con Cosa Nostra? Ma guarda, le motivazioni sono diverse. Naturalmente gli strumenti ora ci sono diversi sportelli anti-racket e anti-usura come il vostro, come il nostro, è presente nel territorio. Ancora c'è molta reticenza nel denunciare, probabilmente c'è ancora molta paura. Io in tutta sincerità non penso che non si denunci perché si vuole favorire o esercitare una connivenza con la criminalità organizzata e con la mafia in generale. Io penso che c'è ancora tanta paura, però bisogna insistere, lo Stato deve insistere, le associazioni devono insistere per permettere soprattutto ai commercianti di denunciare. Ci sono gli strumenti, le associazioni sono vicine ai propri associati e quindi bisogna cercare di creare ancora di più le condizioni per favorire in qualche modo una vicinanza tra i commercianti, lo Stato, le forze dell'ordine e le associazioni. Marco, sì, Marco, permettimi, io volevo fare un'osservazione e dire che prima tu dicevi, Marco, la mafia è cambiata perché in qualche modo ha delle strategie diverse. Quando obbliga i commercianti a comprare i prodotti che hanno loro in controllo, come ne so, il caffè oppure i prodotti ittici, in questo modo, fra virgolette, passatemi il termine, anzi no, in maniera non fra virgolette, droga quello che è il mercato, droga quelle che sono le libere scelte poi dell'imprenditore di andare a proporre un prodotto piuttosto che un altro. È obbligato, magari non pagherà il pizzo, però è costretto, e paga un pizzo diverso, a comprare quel prodotto, quella merce da poi rimettere sul mercato, e in questo modo si condiziona l'economia anche.
È una nuova forma di pizzo, infatti poi passo subito la parola a Mario. Nell'ultima operazione il pesce veniva praticamente imposto, i prodotti ittici, come dicevi tu Angelo, veniva imposto nei ristoranti di Mondello e Sferacavallo, penso alla farina nei panifici, penso al caffè invece in questi negozi, in questi box che vendono appunto cialde appunto di caffè. Quindi sì, è una nuova forma di pizzo che viene imposta proprio ai commercianti. Sì, bisogna avere, dicevo prima, la forza di insistere in questo contrasto alla criminalità organizzata. Diceva il giudice Falcone che la mafia è fatta da persone. Ecco, questi fenomeni si possono sconfiggere, naturalmente ci vuole l'aiuto di tutti, bisogna cambiare anche l'atteggiamento. Dicevamo poc'anzi, mentre non eravamo in collegamento, l'atteggiamento culturale e soprattutto di noi siciliani rispetto al fenomeno mafioso. Si deve partire da lì, si deve partire dalle scuole, quindi dall'istruzione, e poi cercare sempre con insistenza, attraverso naturalmente le operazioni dello Stato, delle forze dell'ordine, di insinuarsi in questi ambienti criminali per cercare di riportare alla legalità la nostra bellissima regione, che è una regione che è invidiata da tutti, una regione anche e soprattutto dal punto di vista turistico che non ha uguali in tutto il mondo. Ecco, bisogna cercare di favorire questo cambiamento e naturalmente cercare di insistere soprattutto per tutti quei commercianti che hanno paura di denunciare, di far capire loro che sono naturalmente, come dire, c'è lo Stato vicino, ci sono le associazioni vicine e quindi consigliarli, come dire, dare loro un messaggio, ovviamente, dare un messaggio positivo. E tra l'altro c'è anche il numero di telefono, se vuoi darlo Presidente, sul vostro appunto sportello anti-racket, è il numero di telefono che si può ovviamente contattare in qualsiasi momento della giornata, H24, proprio per denunciare un episodio di estorsione, di pizzo, di racket, ed è sicuramente un numero abbastanza utile per i tempi che stiamo vivendo. Mario? Sì, no, allora intanto lo sportello naturalmente è gestito da professionisti che assicurano anche molta riservatezza rispetto a questo tema. Il telefono è 350 9868 434 e invece la mail è antiracket.assoimpresa@gmail.com. Marco, ci dobbiamo fermare, il tempo come sai nelle nostre mattinate è contingentato e quindi dobbiamo ringraziare il tuo ospite, il presidente di Assoimpresa, Mario Attinasi. Buon lavoro per quello che fa, per quello che fate, per tutti gli associati, per tutti coloro che operano nel commercio. Il vostro è un aiuto importante, decisivo, perché si possa recuperare la legalità, che è fondamentale per la nostra regione. Buon lavoro, in bocca al lupo davvero. Grazie Marco, grazie al dottore Mario Attinasi, presidente di Assoimpresa. Una breve sosta e poi ancora Buongiorno Sicilia per parlare di altro. Restate con noi. Buongiorno a Marina Turco. Buongiorno a voi. Che è presidente di Feni Imprese Catania, che è la Federazione Nazionale delle Imprese dell'Industria, Sanità e Turismo. Sì, anche artigianato e commercio. Abbiamo tutto. Non manca nulla. Guardi, io le faccio subito una domanda. Sì. Il tema è formarsi non è fermarsi. Sì. Che cosa vuole dire questo slogan? È molto importante perché va a toccare dalla dispersione scolastica al fatto che specializzarsi in qualcosa e non per forza dopo il post diploma potersi andare per forza all'università, ma specializzarsi. Il mercato del lavoro richiede questo. Specializza dal giovane, fascia d'età 18-24enne, di cui ci occupiamo da politiche attive, quindi facciamo inserimento diretto al lavoro e eroghiamo servizi proprio di aiuto
alle aziende. Quindi oggi più che mai il mercato richiede questo, di essere vicino all'imprenditore, sia che sia start-up, che sia in essere, sia che ha vissuto il post-Covid magari in modo un po' traumatico e quindi si deve riprendere come volume di affari, quindi stare vicino così come al giovane, così come stare anche a poter spingere anche il giovane a fare impresa, perché è bello fare impresa. Questa e se vostra lo si può iniziativa fare. dunque è un'iniziativa a 360 gradi. Sì. Che avrà, diciamo, un momento importante nel pomeriggio di oggi, tra le 16:30 e le 19 al Palazzo della Cultura, qui a Catania. Sì. Ci saranno, diciamo, personaggi importanti, persone molto preparate sul tema che si rivolgeranno a una platea che sarà pronta chiaramente a raccogliere questi suggerimenti. E da chi sarà composta la platea? Allora, sia il presidente nazionale di Fenimpresa, il dottor Luca Vincenzo Mancuso, il coordinatore nazionale, nonché nella persona di Simone Razionale. Ho voluto fortemente che fossero presenti per l'apertura di una nuova sede e l'apertura anche di una fiera del lavoro, riportandola a Catania dopo 24 anni di assenza. Quindi questo è importante oggi pomeriggio al Palazzo della Cultura, perché la platea è fatta di imprenditori. Ho messo a disposizione il portafoglio di imprenditori da consulente aziendale, quale sono, e ho voluto fortemente anche in modo trasversale la presenza di alcuni giovani. E quindi la Sala Concetto Marchese, che ospita 150 posti, sicuramente gli altri 50 saranno occupati da giovani che possono o voler fare impresa o ascoltare dei consigli utili. Allora, c'è uno sportello o comunque si pensa alla creazione di questo sportello di consulenti e professionisti per combattere una, diciamo, delle vostre mission, per aiutare la vostra mission, che è quella chiaramente dell'abbandono scolastico, contrastare l'abbandono scolastico. Uno sportello dedicato, con quali strumenti e con quali finalità? Allora, mi permetto di dire sia abbandono scolastico e abbandono anche della nostra terra, quindi quello è diciamo, la nostra mission. La desertificazione dei cervelli. Di andare fuori, e non per necessità come si faceva agli anni '80, come l'ho fatto io, per migliorare, ma è diventato esigenza. Quindi questa è una delle tante mission che lo sportello, come ha detto benissimo lei, sono tanti attori professionisti, tra cui educatori, quali io sono comunque anche un educatore, assistenti sociali, tutto quello che l'ecosistema possa in modo virtuoso dare anche dei sani consigli a chi si rivolge a noi per qualche direzione che magari o la scuola o la famiglia non gli ha potuto dare. Oggi viviamo anche questo. Come strumenti sicuramente ne abbiamo tanti, fortunatamente, che abbiamo costruito Fenimprese nello specifico 12 anni, Formazione Catania nello specifico 25 anni da politiche attive, e quindi abbiamo tutti, diciamo, tutto l'aiuto anche dagli istituti superiori che vogliono fortemente un'altra mission che non è impossibile, secondo me, portare degli sportelli di orientamento al lavoro nelle scuole statali. Non sarebbe, diciamo, una cattiva idea, perché molto spesso obiettivo. I ragazzi arrivano alla scelta di quello che sarà poi il loro futuro senza avere forse le opportune e necessarie conoscenze, perché la scuola ti aiuta, ti forma per quelle che sono le competenze di quell'indirizzo, ma sapere che cosa offre il mondo del lavoro, quali sono le opportunità, quali sono le possibilità che il nostro mondo così, diciamo, globalizzato ci offre, sarebbe veramente fondamentale. Senta, una community di educatori, allora, è quello che è il vostro progetto di formatori che hanno questo obiettivo, questa mission. Sì, assolutamente, perché lo sportello mette, e già noi come un esperimento è stato fatto l'anno scorso nell'alberghiero di Catania, l'Eredia, nello specifico, mettere a contatto l'azienda con l'allievo da PCTO, quindi 17-18 anni, che già può essere contrattualizzato. Quindi la scuola che si fa protagonistica, la scuola pubblica, dell'incontro azienda, quindi domanda e offerta. Diventa un ponte tra lo abbiamo domande e fatto offerta. l'anno scorso, ha funzionato benissimo, i presidi l'hanno rinnovato quest'anno, sono presenti, anche alcuni enti abbiamo cercato di spingere a venirci a trovare nei nostri diciamo, eventi già calendarizzati nell'arco dei 2 anni, compresa la Fiera del Lavoro, e Catania si farà protagonista
di questo, io dico di questa maglia, di questo collante, che non c'è questa distanza tra mondo del lavoro, imprenditori e mondo scolastico. Questa distanza io la devo azzerare insieme, non da sola, io fortunatamente abbiamo un team veramente in gamba, hanno creduto, ci continuiamo a credere, perché la Sicilia merita anche questo. Quindi non solo sviluppo Catania. anche del territorio, Sì, sviluppo di quelle che sono e diciamo la crescita di quelle che sono le energie positive della nostra regione. Sì. Ricordiamo l'appuntamento oggi pomeriggio dalle 16:30 alle 19 al Palazzo della Cultura a Catania. Formarsi non è fermarsi, È vero. bisogna stare sempre in movimento, non bisogna mai fermarsi. Grazie alla Grazie dottoressa a voi. Marina Turco, che è la presidente di Feni Imprese Catania, che è la Federazione Nazionale Imprese, Industria, Sanità, Turismo, Artigianato e Commercio. Grazie ancora, buon lavoro, in Grazie bocca a al lupo voi. per quello che fate. Grazie Ci fermiamo, sempre. ci sono le pillole di Almanacco e fra poco torniamo insieme per affrontare altri temi più leggeri. Sicuramente cercheremo di guardare un po' le stelle, che cosa ci riservano per questa giornata con il nostro Marco Amato. Restate lì. Oggi 18 febbraio ricorre la giornata internazionale del risparmio energetico. Per risparmio energetico si intendono tutti gli interventi e le tecnologie in grado di ottimizzare e ridurre i consumi di energia e gli sprechi. Questa celebrazione è dedicata alla promozione dell'efficienza energetica e alla sensibilizzazione per la sostenibilità ambientale. Il tema del risparmio energetico e dell'educazione allo sviluppo sostenibile rientra anche nelle iniziative previste dal Piano per l'Educazione alla Sostenibilità, promosso dal Ministero dell'Università e della Ricerca, a sostegno dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Questa giornata, istituita nel 2005 con l'entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, guida la nostra attenzione verso azioni concrete che possono fare la differenza in un contesto di crescenti consumi energetici. Ma sapete cosa sono gli acceleratori di particelle? Come intendiamo dalla parola stessa, sono apparecchiature che accelerano le particelle, portandole fino a velocità prossime a quella della luce. Ma come funzionano? Usano campi elettrici e potenti campi magnetici per creare un fascio di particelle. Molti acceleratori sono circolari, in modo che le particelle possano percorrere numerosi giri, aumentando ogni volta la propria energia, prima di scontrarsi o arrivare su un bersaglio. Allora è il momento di scrutare le stelle. Buongiorno Marco, vedo questa tazzina con dei pesci. Oh, il segno dei pesci in qualche modo simboleggiato da questa tazzina. Buongiorno Marco e ben trovato. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Allora, tazzina coi pesci proprio perché oggi il sole entra in pesci, quindi finisce il periodo dell'acquario e inizia quello del 12° segno zodiacale. Il 12° segno ha di per sé una natura assolutamente empatica e sensibilistica, è il segno della spiritualità e del quantismo, e oggi ho scelto proprio un rappresentante interessante, soprattutto in questo periodo, a rappresentarne le fila, ed è proprio Carlo Conti, quello di cui parliamo, che ha gestito quella che io chiamo simpaticamente la settimana santa della musica italiana, che è stato questo Sanremo per me indimenticabile, perché sono rimasto fulminato sulla via di Damasco da Lucio Corsi, che è stata assolutamente eccezionale, che tra l'altro ha anche la luna in pesci. E beh, il coefficiente di sensibilità è assolutamente una caratteristica del segno zodiacale, che è caratterizzato anche da un grande senso di spirito del sacrificio. Allora, Carlo Conti ha dato prova di essere assolutamente un grande in questa kermesse sanremese. L'ho apprezzato soprattutto perché anche la sua dote uraniana, ricordo infatti che Carlo nasce in radio come uno speaker radiofonico brevissimo, è data dalla presenza del pianeta Urano in una posizione molto forte del suo tema natale, e proprio come avevo annunciato sarebbe stato questo pianeta a gestire questo festival assolutamente sorprendente e inaspettato. Urano è pianeta della velocità, quindi è stato il primo Sanremo per me incredibilmente
assolutamente godibile proprio perché non ci sono stati magari dei siparietti inutili per di tempo, ma ha gestito una scaletta assolutamente godibile ai fini musicali. Un Sanremo che è stato riportato un po' a una certa serietà, al di là comunque delle normali polemiche e dei risultati che sempre ci sono e sempre ci saranno. È stato talmente bravo anche a superare lo share che viene probabilmente confermato anche per il 2026. L'ammasso planetario in pesci quest'anno ha giocato un ruolo essenziale, perché in pesci abbiamo Nettuno, le arti appunto, Saturno, il lavoro, il Sole appena oggi entrato e Mercurio comunicazione, quindi bravo Carlo Conti, da astrologo dico, ha saputo utilizzare benissimo tutti i suoi pianeti. Ebbene, oggi il Sole entra in pesci, la Luna è Scorpione, viva i segni d'acqua, quindi Cancro, Scorpione e Pesci. Ariete che fa? Inizia un periodo più romantico e sensibilistico per l'Ariete, fatevi qualche domanda in più sentimentalmente, ma lasciatevi andare. Toro, in molti mi hanno detto, ma qualcosa di buono per il Toro c'è, che va male da un po'? Ebbene sì, finalmente è finito, cari Toro, quindi assolutamente godetevi tutto questo passaggio planetario per voi fortunato. Gemelli, di che vi lamentate anche se è iniziata la quadratura? Avete sempre Giove fortunato e fortunoso, prendetela alla leggera come solo voi sapete fare. Cancro, assolutamente potenziati da questi passaggi d'acqua, per cui inizia un periodo in cui prendere decisioni importanti sarà il must delle vostre giornate. Leone, sì, vi sentite un po' come sti in disparte, ma la logica planetaria vuole avvantaggiare dei pianeti piuttosto che altri. Questa settimana la Luna vi verrà in soccorso. Vergine, proprio perché i pianeti sono in opposizione, tutto ciò che dovete risolvere l'avete davanti, quindi forza Vergine, è un'opportunità, non è un limite. Bilancia, la Luna vi ricorda che oggi dovrete sistemare delle cose pratico-amministrative e prendere degli accordi importanti senza essere troppo pretenziosi. Scorpione, ottimo anche per voi, siete d'acqua, quindi i giochi planetari vi avvantaggiano notevolmente. Sagittario, questa zodiacalità vi fa un pochino pensierosi, un po' resti, ma Venere vi aiuta, l'amore va bene, concentratevi su quello. Capricorno, ottima la disposizione planetaria, un Capricorno che ha ripreso di nuovo energia e forza comunicativa, parlano più del solito, il che è strano, ma sono molto carismatici per adesso. Acquario, il cielo sgombro finalmente da ospiti planetari, tranne un Plutone che vi è stato dato in dote e vi terrete per molto tempo. Creatività allo stato puro, ma le finanze e gestire l'amministrazione questa settimana sarà molto importante. Pesci, il segno più fortunato in questo momento zodiacale, entra il Sole, auguri a tutti i pesci, forza, vigoria, energie e tutti i talenti nel lavoro di Saturno e nelle arti di Nettuno. E detto questo, auguro a tutti una splendida giornata. Buongiorno Sicilia. Grazie Marco, ci rivediamo, ci risentiamo domani mattina. Prima di dare la linea per una pillola dei quotidiani a Emanuela, vi dico che la discarica di Ventine ha chiuso perché non è ancora arrivata in porto la nave deputata al trasporto all'estero delle ecoballe. Si tratta della discarica presso cui vengono convogliati i rifiuti indifferenziati di ben 200 comuni dell'isola. Questa è la denuncia, in qualche modo fatta in una nota dal sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, che è componente del direttivo di ANCE, che aggiunge che abbiamo già chiesto al presidente Schifani di intervenire per mettere le cose a posto. Vengo da te, cosa ci fai vedere? Spettacolo, musica? Allora, intanto ti faccio vedere questa notizia dal Corriere della Sera, anche se San Valentino è passato, però devi sapere che c'è un museo di Cupido, si trova in provincia di Chieti, ospitato in un castello esattamente, è nato da una coppia che si chiamano Massimo Pamio e Pina Verdoliva. Dagli epistolari scambiati durante le guerre alle missive indirizzate ai papi, lettere da tutto il mondo, testimonianza di sentimenti e incontri. Però l'appello di questa coppia è aiutateci a mantenerlo. Sicuramente un museo molto singolare, ricco di amore, vedi cosa c'è al suo interno, insomma ci sono cartoline, foto, frasi d'amore, insomma lettere d'amore, quelle che una volta appunto venivano scritte dagli innamorati. Oggi si usano sicuramente altri metodi di comunicazione. Poi ti parlo di una siciliana che torna in TV con una fiction, Anna Valle, tra l'altro ex anche Miss Italia, nella serie Le onde del passato.
dice interpreto una vittima di stupro, quindi un tema insomma anche di stretta attualità. Vendetta o resilienza, nessuna scelta è giusta o sbagliata, dice lei. E poi sono innamorata del cinema di Tornatore, sogno di lavorare con Carlo Verdone, sono cresciuta con i suoi film, è unico. Grazie Emanuela, con te ci ritroviamo a Buongiorno Sicilia, ma ci ritroviamo domani con Buongiorno Sicilia, chiaramente come sempre. Chiudiamo in musica perché il 18 febbraio del 1940 Genova regalava all'Italia uno dei più grandi della musica, Fabrizio De André. Una delle canzoni più note è La guerra di Piero. Con questo ci salutiamo, a domani.